Andiamo avanti con un servizio, certificazione del friulano. Presentate oggi nuovi strumenti didattici. I materiali sono stati predisposti dall'Università degli Studi di Udine e dall'Arlef, grazie appunto alla collaborazione tra le due realtà e soprattutto grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Presidente, giornata importante oggi e passo in avanti per la lingua friulana, viene presentato di fatto il materiale per la certificazione. Sì, viene presentato questo materiale importante, un materiale che ha la possibilità di dare ai nostri studenti, ma non solo, anche agli autodidatti, quella capacità, diciamo, espressiva sia in lingua parlata ma soprattutto in lingua scritta, che sarà necessaria magari anche nel mondo del lavoro tra qualche anno. Quindi direi che è un passo fondamentale che è stato sostenuto fortemente dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ringrazio appunto anche l'assessore Rosolén per aver portato avanti questa iniziativa fin da subito, ma soprattutto è stato portato avanti anche dall'Università di Udine, quindi un livello molto alto che sicuramente andrà a colmare tutte quelle necessità che in questo momento si stanno affacciando non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra il grande pubblico. Protagonisti di fatto i giovani che un giorno saranno loro a tramandare la lingua friulana. Sì, protagonisti soprattutto i giovani, ma non solo. E quindi noi vediamo che c'è un accesso ai nostri corsi, diciamo, di primo livello, di prima infarinatura molto alto, tant'è che abbiamo incrementato il budget del 50%. Ed ora avremo anche la possibilità di portare la formazione a un livello che è professionale, quindi al pari delle lingue più blasonate come l'inglese, ormai ci avviamo anche al cinese, eccetera. Quindi l'importante era raggiungere questo primo scalino, da questo primo scalino potremo ascendere, ecco, tutta una serie di possibilità che ci offre anche l'Università di Udine. Assessore, giornata importante oggi, protagonista la lingua friulana e la sua diffusione, la Regione è sempre presente. La Regione finanzia e sta in collaborazione con Arlef, con l'università, con tutto il sistema scolastico, sta mettendo in piedi un sistema importante di certificazione oltre che di formazione sulla lingua friulana. È un percorso lungo, più lungo probabilmente di quanto avremmo voluto, ma non certo per la presentazione di oggi, ma che dà sostanza a una lingua che è riconosciuta e che è parte di ricchezza del nostro territorio. Anche perché insomma è giusto puntare nei giovani che di fatto saranno loro a tramandarla in un futuro. E proprio per questo gli interventi dell'amministrazione regionale sono vagliati su una programmazione pluriennale con delle scadenze e degli obiettivi che, ripeto, certifichino in maniera importante questa competenza. Professore, è importante vedere questa collaborazione tra l'Arlef e l'Università degli Studi di Udine per la promozione della lingua friulana. Oggi di cosa si parla? Oggi c'è la presentazione dei materiali preparati per la certificazione delle competenze relative alla lingua friulana che sono state elaborate in collaborazione fra la Regione, l'Arlef e l'Università dal gruppo di lavoro della professoressa Fabiana Fusco, che ha elaborato appunto questi criteri e queste procedure per la certificazione della lingua friulana. Un modo quindi anche per diffondere la lingua ai giovani, che è veramente fondamentale mantenere viva la cultura di un popolo. Esattamente, questo è lo scopo generale. Più nel particolare è rilevante, è molto importante che coloro che insegnano la lingua friulana nelle scuole, e la legge regionale e anche nazionale prevede che dall'asilo fino alla scuola media secondaria di primo grado ci sia l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole per chi lo desidera, ma adesso le opzioni fra l'altro di scelta dell'insegnamento sono arrivate al 75-80% dei genitori che scelgono questo, che chi fa questa attività abbia una certificazione di competenza. E questa certificazione poi può essere utilizzata anche da altre persone che eventualmente sono interessate a capire che grado di conoscenza hanno della lingua friulana per cultura personale, ma anche in ambito professionale. Quindi si parla di veri e propri corsi in aula? Si parla di veri e propri corsi in aula e ci sarà non solo la certificazione delle competenze, ma da qui in avanti, con il finanziamento regionale, parte un'attività di formazione continua degli insegnanti che insegneranno.
L'Università di Udine ha attivato già da qualche anno un curriculum per l'insegnamento della lingua friulana e in lingua friulana nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, per cui c'è già un curriculum che prevede questo e la formazione continua proseguirà per formare insegnanti sempre più preparati a questo scopo.